TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario La Cultura. Nella serata di oggi, sabato 13 settembre, al Teatro La Fenice di Venezia, con inizio alle ore 20:30, sarà di scena la finale della 63esima edizione del Premio Campiello, prestigioso riconoscimento letterario istituito e promosso dagli industriali del Veneto. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 5, canale 23 e in streaming su Rai Play. La cinquina finalista in lizza per la Vera da Pozzo, il premio che simboleggia la città di Venezia, è composta da Di spalle a questo mondo, edito da Neri Pozzo di Wanda Marasco, Bebelplatt di Sellerio di Fabio Stassi, Inverness di Polidoro di Monica Pareschi, Nord Nord e Einaudi di Marco Belpoliti e Troncamacchioni, Feltrinelli di Alberto Prunetti, è quanto riporta la stampa locale. Passiamo alla cronaca. Con profonda tristezza ho preso della scomparsa dell'architetto Giampaolo Marr, un professionista che ha segnato la storia dell'urbanistica e dell'architettura veneziana e non solo, con passione, visione e coraggio. Sono le parole del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Come laureato in architettura sento ancor più forte il valore della sua testimonianza professionale e umana. Non ha mai smesso di credere nella forza delle idee e nella possibilità di trasformarle in opera al servizio della comunità. Lo voglio ricordare per i suoi progetti, disegnati ancora a mano nonostante l'evoluzione dei render, e per la sua capacità di guardare lontano, ma anche per la sua franchezza e la libertà di pensiero ogni qualvolta mi confrontavo con lui. Con Giampaolo Marra perdiamo un maestro, ma resta viva la sua lezione. L'architettura non è solo costruzione, è immaginazione, responsabilità e amore per le persone e per i luoghi. Ancora cultura. Federico Buffa, mercoledì 17 settembre, ore 18:30 in piazza Ferretto a Mestre, apre la 7ª edizione del Festival delle Idee con Ribelli, l'ultima partita alla radio. Il giornalista e storyteller torna a incantare con le sue storie di sport disseminate nel passato e di ispirazione per il presente e futuro. Questa volta ci racconta i ribelli, cioè quelli che hanno corso contro vento, che hanno accolto sfide che andavano ben oltre i recinti di un campo, di un cronometro o di un canestro. Michael Jordan e Kobe Bryant, Eric Moussambani e Tommy Smith vivono in un racconto che si fa teatro, canzone. E lo sport arriva dove le storie delle partite e delle imprese incrociano le storie degli esseri umani. Il Premio Mestre di Pittura 2025 giunge alle sue fasi conclusive con la mostra collettiva dei finalisti presso il Centro Culturale Candiani di Mestre, da oggi 13 settembre al 12 ottobre 2025, dalle ore 16 alle ore 20, chiuse il lunedì, ingresso libero. La giuria tecnica, presieduta da Gianfranco Maraniello, ha selezionato 60 opere tra le oltre 630 candidature pervenute. La serata di premiazione si terrà il 3 ottobre 2025 al Teatro Toniolo di Mestre. In contemporanea all'apertura della mostra è stato pubblicato il nuovo bando per la 10ª edizione del premio 2026, disponibile sul sito www.premiomestrediPittura.eu, un termine delle candidature il 30 novembre 2025. Una novità significativa. La mostra finale si terrà in primavera 2026 nei rinnovati spazi del Centro Culturale Candiani. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.